Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi ci troviamo in compagnia di... del Comendone veneziano! Ciao ragazzi! quest'oggi vedremo un po' di iniziare una bella sfida in multiplayer. Ci ritroviamo a Titan Gorge, una delle mappe più grandi del gioco. Potete vedere ci sono ben 16 posti disponibili, quindi una bella campagna in multiplayer insieme al Comenda. Vedremo un po' di portarla avanti e soprattutto vi aspettiamo numerosi per andare a completare, soprattutto a decorare la nostra mappa. Quindi l'host ovviamente della partita, come potete vedere in grigio, è il Comenda, quindi magari tramite un invito da parte sua potrete andare a partecipare alla nostra mappa. Bene, come potete vedere ci ritroviamo nella parte sinistra. Io mi ritrovo a Canestoga Crossing, ovviamente denomineremo la mappa in nome diverso. Comunque siamo nella parte sinistra e vedremo un po' di sfidarci per collegare una grande opera, quindi nell'angolo sinistro della mappa. Bene, io direi di iniziare, possiamo già catapultarci nella nostra mappa e capire più o meno quello che possiamo fare. Ok, iniziamo, gioca, perfetto, ci dirigiamo verso questa Canestoga Crossing, cittadina che appunto si ritrova in prossimità di un bel fiume, quindi le possibilità di produrre acqua sono davvero grandiose. Stessa cosa vale anche per Comenda. Infatti. Allora, sì, io ho come risorse ho acqua e petrolio e basta, mentre il buon Van Helgen ha anche minerali. Cos'hai, minerali e carbone? Sì, mi sembra di aver visto qualcosa. Allora, per prima cosa vediamo quello che cos'è. Buono. Mi sembra di avere un po' di carbone nella parte nord della città, benissimo. In seguito petrolio mi sembra di non averne, infatti. Però in compenso ho una grande capacità d'acqua, ovviamente vicino a un ruscello, un fiume. Vedrò di concentrarmi molto sull'acqua, in modo tale da venderla anche alle persone che si ritrovano in montagna, come quelli che andranno ad abitare nella parte sud. Perfetto. Allora, vediamo dove si ritrova Marchino. Vediamo un po' di capire più o meno la sua città dove si ritrova. Mi sembra che deve ritrovarsi... Ah, eccola qui, perfetto, proprio all'angolo. Sì, siamo proprio attaccati comunque, perfetto. Ok. Perfettus. Vediamo un po' per quanto riguarda il vento. Allora, qua ci sono tutte queste belle montagnette, soprattutto perché il vento ci farà capire dove posizionare la nostra cittadina per evitare l'inquinamento. Allora, mappa del vento, possiamo ritrovare un vento che proviene da est, perfetto, quindi tutto l'inquinamento si andrà a spostare da questa parte, perfetto. Allora, il vento viene... Sì, non mandarmi l'inquinamento, No, Edoardone, no. Allora, aspetta un attimo, allora, vediamo un attimo sto vento. Perché allora perfetto, io vedremo. comunque mettere la città qui. Perfetto, l'area industriale la bene, il vento arriva verso destra, quindi giù di là. Ecco, non becco Edward, molto bene. Però chiaramente se qualcuno è vicino a me si becca un po' il mio inquinamento. Vabbè, ok. Comunque ragazzi, aspetto i messaggi, che chiaramente chi vuole venire. E ok, perché il Dorado è pronto a raccogliere tantissimi... Mappa chiamata Eldorado, attenzione, nome molto particolare. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto creiamo un bel viale a media densità per collegare quindi la popolazione. Ah, abbiamo anche una parte dall'altra parte della mappa, quindi anche una bella zona costiera. Possiamo fare addirittura un bel ponticello. Allora, innanzitutto vedo di mettere dei viali ad alta densità per affrontare quindi una via diversa da questa zona. Molto bene, vediamo quanto andremo a spendere. Circa, vediamo, 10.000 dollari, molto bene. Ok, quindi questa zona la dedicheremo all'area industriale. Perfetto, già iniziano a esserci diversi cittadini in città. Addirittura approvata la fondazione, molto bene. Vediamo di collegare innanzitutto delle zone a bassa densità, perfetto, che partono necessariamente da questa zona principale. Ok, vediamo innanzitutto di aiutarci per quanto riguarda i servizi, visto che ci ritroviamo molto vicini. Sì, assolutamente Edward. Certo. Allora, vediamo un po' di collegare queste strade in maniera corretta per evitare quindi delle incomprensioni, visto che la mappa è davvero abbastanza piccola per questo ruscello che si ritrova in mezzo. Ok, allora vediamo un po'. Oh, guardate un po', una piccola nave da crociera. Non so di chi è questa nave da crociera, addirittura con la piscina in alto, il fumaiolo si avvicina verso la fine del fiume. E ora che ci penso potrei incentrare anche la mia città sul turismo, visto che ho la possibilità di far arrivare diverse imbarcazioni proprio dalla foce del fiume, che deve essere a un paio di chilometri lontana. Potrei incentrarla sul turismo. Comunque vedremo un po' più avanti. Allora, vediamo innanzitutto di mettere qualche bella... Sì, infatti ancora un po' presto per queste cose. Però, chiaro, io
Io più che altro, più che il petrolio, comunque il mio obiettivo è la cultura, quindi costruire monumenti, robe così per portare il turismo. Speriamo bene, cavolo. Turismo. Vedremo. Allora, per quanto riguarda Sì. l'acqua, abbiamo grandi capacità soprattutto nella parte nord della mappa, vicino al fiume. Potete vedere ben 1564 litri, molto bene. Vediamo di collegare innanzitutto la prima fonte di acqua che garantirà quindi risorse alla nostra piccola cittadina. Iniziano ad arrivare i primi cittadini, eccoli qui, addirittura obiettivo completato da parte della nostra cara e amata signorina. Ok, vediamo un po'. Vediamo di mettere anche un bel impianto, un bel tubo di scarico delle acque reflue. Colleghiamo altre strade a bassa densità verso la nuova zona industriale. Eccola qui, perfetto. Allora, vediamo di arrivare immediatamente verso la ferrovia. Allora, qua cazzo. Tu hai la ferrovia, Marco? L'Energy. Sei collegato tramite la ferrovia? La ferrovia, vediamo un attimo. Sì, mi pare di sì. Sì. È sicuro, c'è. no? Sì, però non è collegata a te, però, Ah no? No, a te no. Ah, allora probabilmente non scambieremo risorse con la ferrovia, vedremo di costruire qualcosa di diverso. Comunque già abbiamo qualche problema aderente veramente all'energia. poco Vediamo un po' di vento, collegare inizialmente una sì. bella centrale eolica. Mi sa che abbiamo un bel po' di vento, circa 7 km orari. Vediamo di posizionarla nella zona, come dire, industriale. Molto bene, mi sa che il dipartimento quindi del carbone, anzi il giacimento di carbone si ritrova proprio in questa zona. Ok, allora da me stanno iniziando già ad arrivare dei Io cittadini. sinceramente Perfetto. Allora, non ho tantissimo vento, io sinceramente. no? No. Come? È impossibile. Infatti. Sì, quanto. Aspetta. Cioè, rispetto, per esempio, alla mia regione, ho 7 km orari, ne avevo di più dall'altra parte, sinceramente. Però va bene. Va bene, accontentiamoci. probabilmente incentrerai la tua economia su qualche altra cosa. Allora, innanzitutto posso già posizionare il municipio e c'è qualcosa che ci chiama da queste parti. Ah, probabilmente era una specie di richiesta che è stata risolta con il municipio stesso. Molto bene, allora, battezziamo la nostra città. Canestoga Crossing, mi sa che non è il nome adatto, vediamo di chiamarla Skull Island. Mamma mia, proprio un'altra isoletta dell'arcipelago delle 3 isole. Mamma mia. Perfetto, allora già il morale dei cittadini sta aumentando, molto bene, addirittura ci sono cittadini a bassa densità nella nostra cittadina. Perfetto, la densità sta aumentando, appena 500 abitanti circa. Allora, colleghiamo, anzi effettuiamo prima un bel prestito, Allora, obbligazione comune. A, molto bene, 25.000 dollari saranno utilissimi. 173 dollari l'ora. Parte già qui E prestiti. certo, perché altrimenti la città non cresce. Vai. Allora, ehi sindaco Eddie, questa città è fantastica, ma mi serve un lavoro. Hai ragione amico mio, il lavoro è la prima cosa che dobbiamo andare a fare. Allora, vediamo un po' di posizionare. Battezza la città, come la chiami? Come la chiami? Beh, basta. Beh, Venezia basta perché l'ho messa 20 volte, sinceramente. Non lo so, ragazzi. Un attimo di panico nel nome. Addirittura panico. Panico come indiano, fiori. Allora, vediamo un attimo. Non lo so, porca miseria. Casa da gioco approvata. Tanto abbiamo 527 cittadini. 1000 all'ora di guadagno. Adesso devo fare un po' di... il nome qua. Ragazzi, purtroppo... Vado su Venezia, poi vediamo di cambiare. Però adesso devo dedicarmi a cose un po' più importanti, ragazzi. Sì, il nome in questo momento è un problema. Allora... Perfetto, questa zona sarà tutta quella industriale, allora, in modo tale che trasferiremo tutta la nostra, tutto il nostro fumo, quindi il nostro inquinamento al vicino che avrò accanto. Molto bene. Attenzione a chi si metterà accanto a me. Ok. Allora, molto bene. Allora, innanzitutto io non so adesso se incentrare la mia energia su una bella centrale eolica o addirittura su dell'energia abbastanza sporca come quella a carbone. Vedremo più avanti. Innanzitutto l'energia... No. Cosa? Dobbiamo essere puliti, No, Edward, puliti. Il progresso si ottiene anche in modo diverso. Qua molto facilmente un bel giacimento di carbone. Allora, Edward ha ragione, però dobbiamo anche mantenere, se no si incazzano i verdi, Edward, dopo guarda chi verdi, cioè... Che direi, vai, vedremo. Tanto Oddio, può essere, guarda, che ecco. se qualcun altro nell'intera regione
scoprirà qualcosa aderente al vento stesso, quindi qualche pala eolica molto, come dire, molto avanzata, magari mi specializzerò su quell'energia. Comunque, petizione per la Certo. costruzione di miniera dei minerali, diamo un'occhiata per quanto riguarda l'estrazione. Allora, minerali mi sembra che ne abbiamo disponibili, oh dannazione, forse siamo arrivati appena in tempo. Diversi minerali in questa fase, ok, allora arrestiamo un attimino il tempo, visto che adesso mi sono accorto, credevo di non avere minerali nella mia regione. Allora, qua. Allora, in questa zona posizioniamo innanzitutto, eliminiamo queste, come dire, questa zona residenziale, vedremo di concentrare un'area di raccolta. Perfetto, eliminiamo il tutto. Non me ne ero accorto. Vai. Allora, Qua vediamo un cazzi po'. questo. Perfetto. Nostro rimuovi la zona. Buono. Benissimo. Allora, eliminiamo queste case che per adesso le avevo posizionate. Perfetto. Questa zona sarà dedicata alla raccolta di minerali. Ta-da-da. Allora, qua c'è bisogno. Beh, per adesso tutte le domande sono a posto, sia residenziale, commerciale che industriale. Buono. Adesso dobbiamo andare di scaricone, di scaricone. Di già la discarica? Allora, aspettiamo di avere un po' di soldi. Tra poco, appena mi domanda, appena ci sono problemi vado, ma tra poco secondo me devo costruire la discarica. Ho capito. Mi sa che dovrà inviarmi Comunque, ragazzi, qualche camioncino per i rifiuti, perché io non ne costruirò all'inizio. Ok? Ah, ok, vai tranquillissimo. E comunque, ecco, da ricordare ai nostri iscritti, soprattutto ai tuoi in questo momento, che facciamo un video a testa, Giusto, quindi giusto. lasciamo i link per spostare, cioè tipo questo primo video va sul canale di Edward e l'altro sul mio canale Più o meno come... del Comenda Veneziano. Certo, il più come avevamo fatto in Formula 1. rincoglionito di YouTube. Serissimo. Sì, solo che abbiamo fatto solo un video su Formula 1 e Purtroppo non è quindi andato. purtroppo. Che sfiga, ragazzi, che sfiga. Guarda, io e Edward eravamo scioccati, veramente. Inaccettabile. Inaccettabile, cioè. Vediamo, Acque vediamo come va reflue. la ci sono felicità della gente nostra qua. popolazione. Tu hai già fatto le acque Sì, reflue? già l'ho fatta, la zona di raccolta è qui nella parte nord, Ok. perfetto, vediamo un po' come sta andando, 0,4 litri, perfetto. Allora, vediamo un po', sono per adesso in positivo, 527 cittadini stanno cominciando ad arrivare, molto bene. Allora, mi sembra di aver visto qualcosa aderente al... C'era una richiesta abbastanza alta di medio reddito all'interno della nostra piccola popolazione, della nostra piccola cittadina. Ok. Come siamo qua? Boh. Comunque ragazzi, sempre consigli, io sotto il video qualche consiglio sempre per migliorare la città, perché sapete che il Comendone insomma ha sempre bisogno di consigli, perché i vaneggi sono dietro l'angolo purtroppo. Per adesso va tutto bene, però è chiaro che insomma questo gioco è complicato, quindi basta un errore per mandare tutto insomma, avete capito dove. Oh, Dio Mi è arrivata una santo. bella Qua indicazione il che adesso petrolio che le ce l'ho nostre di due qua. città sono collegate, probabilmente il gioco si è aggiornato adesso, Sì. i tuoi compratori sono venuti appunto nella mia città ad Sì. acquistare qualcosa, probabilmente nei negozi oppure qualcosa di diverso. Bene, bene. Ok. Mi Questa fa zona a medio piacere. reddito, molto bene, colleghiamo innanzitutto le zone residenziali, 1608, perfetto, questa deve essere la zona incentrata sull'estrazione di minerali, perfetto, proprio tutta questa parte, molto bene, vedremo adesso di ridimensionare il tutto, perfetto. Allora, Comunque Edward, lo sai? Edward, lo sai che per legge mi devi regalare 100.000 simbionone al ma mese. non cioè, ce li ho adesso. So se ne sei con... Cioè, questa è la legge comendiana. Addirittura. Sei costretto a regalare 100.000. Sì, mi dispiace. allora devo fare presto. Ma è Allora, così. vediamo se possiamo sbrigarci, perché davvero abbastanza, anzi ho pochi cittadini. Tu quanti ne hai per adesso? Ne avrai 2000? Ah, ok, 2000. io ne ho appena 1400. Sì, 2000. Ok, vediamo di costruire il tutto. Perfetto, allora in questa parte nord vediamo di mettere qualcos'altro, magari qualche altra zona residenziale. Perfetto. Allora, qualche altro parco in questa parte superiore, perfetto. Proprio qui. Comincia già Sì, qui sì, parchi, perché ovviamente Già la qui popolazione a medio reddito deve arrivare, visto che ci sono tantissimi lavori a medio reddito. Qui anche un altro parco nella parte nord. Ok, proprio questa zona sarà incentrata sul medio reddito, poi magari più avanti diventeranno residenze ad alto reddito. Perfetto, $1000 in tasca, diamo un'occhiata alla felicità Ok. della popolazione, sta aumentando drasticamente quella industriale, quella a bassa tecnologia ancora appena. Vediamo qua, Ok. tutto bene.
64 di approvazione al condone per il momento, quindi Perfetto. tutti fanno shopping, nuovi superstore propongono offerte incredibili per l'acquisto. Bene, bene. Attenzione che c'è qualcosa già Buono. al municipio, c'è qualcuno che ci chiama. Ah, ovviamente sempre la solita, come dire, il solito testo aderente al dottor V, ovviamente il solito criminale. Sì, il dottor V, guarda. Ragazzi, con tutto rispetto per il dottor V, ha un po' rotto le balle. Cioè, il dottor V ha rotto le balle. Cioè, no, cioè, Sì, basta sì, ogni con città che Dottor vado a V. creare c'è Cioè, sempre non il è dottor V che possibile. intende distruggermi la città e devo posizionare Maxis, il maniero di Maxis per contrastarlo. Però costa davvero $40.000 e io non ce l'ho da metterli Infatti. all'inizio, quindi aspetterà un po'. Sì, è una mazzata. Sì, sì, non puoi assolutamente. Non puoi assolutamente all'inizio fare quella roba. Cioè, vai. bancarotta proprio. È proprio impossibile. Sì, sì. Allora, Comunque ecco, la mia città va bene, però non mi piace tanto esteticamente. Ho fatto strade un po' alla cazzo. io sto però cercando di vabbè, risparmiare più spazio possibile, anche perché l'autostrada principale sta effettuando una specie di curva e quindi è un pochino complicato posizionare le strade. Comunque me la sto cavando abbastanza bene. Ho Allora, capito. vediamo in questa zona di mettere... Vabbè, ma sappiamo che Edward è un pro gamer. Anche- quindi. Allora, Beh. in questa zona mettiamo un po' di negozi. Allora qua 26.000 money, 3.004 a turno, che intanto aggiorno anche visto che non vedono la mia città. Io ho 26.000 Simeolon, 3.400 a turno e 2.700 Quanti? cittadini. Si può fare shopping, 2.700 Perfetto. cittadini. Allora, vediamo un po' di crescere nella maniera adeguata. Qui adesso dovrò andare a posizionare l'area dei negozi a media densità, perché ovviamente tutti hanno il diritto a fare shopping. Quindi una bella forestina qua da queste parti, molto bene. E soprattutto queste foreste posizionate qui parco. sono molto ma molto importanti per aumentare la felicità delle persone che ovviamente si ritrovano vicino all'area di estrazione. Quindi innanzitutto posizioniamo le nostre aree commerciali. Perfetto. Allora, molto bene. Vediamo un po', qua siamo un attimino strozzati da questa montagnona. Ok, due parchetti Ok. anche di qua. Benissimo, quanto costa l'impianto di raccolta? Perfetto. Vediamo un po'. Allora, estrazione di minerali ben 22.500, però io andrei prima sull'estrazione del carbone, proprio in questa zona. Perfetto, ci sono davvero tantissime tonnellate, quindi possiamo aspettare ancora un po'. Allora, stanno arrivando diversi cittadini. Benissimo. Vai. Sta aumentando anche la domanda industriale, vediamo di collegare finalmente anche un'altra zona. Molto bene. Ok, tutto a posto per il momento. Quindi tu sei già partito con miniere di carbone? Sì, robe penso così, di insomma? collegare 2 miniere di minerali nella parte nord e una miniera di carbone nella parte sud. Proprio per questo. Bene, Mi darò all'estrazione. Sì, bene, poi sì. magari nel momento in cui riuscirò a creare il quartier generale dei metalli, vedrò di costruire la fonderia in modo tale da creare le leghe metalliche e venderle a prezzi davvero esorbitanti e quindi crescere con l'economia. Allora, vediamo un po' come sta andando. Certo. Io intanto vado a spiare Eddie. Vado Hai dal edificato la pozzo. discarica per caso? Sì, io vado. No, ancora no, Ah. ancora E no. per quanto riguarda qualcosa aderente alla sanità, qualcosa del genere, oppure ai pompieri, ancora niente? No, niente, ancora nulla. Va bene, c'è Ancora qualcosa di nulla. nauseante nell'aria, i livelli di inquinamento di Eldorado stanno aumentando, ovviamente, stiamo attenti. Allora, cercherò di sfruttare quest'area, proprio qui in basso, molto bene, innanzitutto la nostra... Guarda che bella l'isola, guarda che bella la città di Eddie, guardalo. Mi sembra che nel Un momento in cui figo, tu stai un guardando, figo. ovviamente non è in live, mi sembra che sei un paio di minuti indietro, quindi vedrai la città ancora un pochino sottosviluppata. Sì, un paio di minuti. Ok, vediamo di sistemare il tutto perché qui andremo a posizionare la nostra area di raccolta merci. $5.000 l'ora. Andiamo a spiare. Perfetto. Ok, Porca miseria, ma veramente Eddie scatenato, ragazzi. Che spazio, mi guarda, già in fuga, grande. Grande. allora vediamo Eddie. cosa dice la miniera dei minerali che me lo sono dimenticato. Comenda mi ha fatto dimenticare il tutto. Ecco. Allora, ti piacciono le cose che brillano? Ovviamente perché il voi Dorado, troppo le bene. cose che brillano, la città dell'oro, ci sta. Bene, allora guarda questo. Manda gli operai nei Oh, sotterranei infatti. della tua città per estrarre minerali grezzi. Vendili alle industrie locali o nel mercato globale. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Ci sono 370 tonnellate e da questa parte 339. Proprio quest'area potrebbe essere destinata tutta alla raccolta di minerali. Allora, vediamo un po'. Addirittura potrò collegare anche Vai, due industria. industrie che
di raccolta con gli eventuali potenziamenti. Miniere, Perfetto. venite a me, potrebbe esserci una fortuna lì sotto che aspetta solo di essere scavata. Perfetto. Allora, vedremo un po' di collegare anche un bel deposito di merci proprio in questa zona. Perfetto. Allora, altri 13.000 dollaroni freschi. Buono, Mettiamolo ho qui. migliorato un po' le strade. Ok, il nostro centro ovviamente di esportazione. Marco, se tu hai bisogno di qualcosa, minerali, oro, carbone, fammi un fischio che te l'invio. Allora, Perfetto. ovviamente vicino all'incrocio Perfetto. esistente. Perfetto. Questa zona qui deve essere dedicata interamente all'industria, però ovviamente adesso possiamo effettuare un bel miglioramento del municipio e proprio qui adesso si incentrerà la nostra scelta. Allora, io ho intenzione di effettuare immediatamente qualcosa per quanto riguarda il miglioramento del municipio, sto parlando, Marco. Vedrò di... Ok. Allora, Io vorrei fare il cosa vuoi dipartimento dei fare? trasporti, così posso costruire immediatamente una centrale ferroviaria, anzi una stazione ferroviaria, visto che ho la ferrovia, e trasportare i miei minerali e Sì. anche le mie merci dalle industrie agli altri giocatori che ne hanno bisogno. Tu cosa intendi fare? Va bene. Io ho chiaramente la... come si dice? Aspetta un secondo. La parte, insomma, culturale. Ah, giusto, il La parte turismo. turistica e culturale. Quindi se non mi ricordo il Perfetto. dipartimento... È lì bravissimo, sì, quindi il dipartimento del Perfetto, turismo. Dipartimento del turismo. Allora, innanzitutto io qui continuerò a espandere per i lavoratori a medio reddito. Ovviamente nella miniera servono delle persone abbastanza, come dire, istruite per regolare tutti i macchinari che si ritrovano all'interno. Quindi vediamo di collegare finalmente una bella zona a media densità proprio da questa parte. Davvero il problema dell'acqua non è disponibile in questa città che ho scelto. Meno male, davvero l'acqua è una cosa fondamentale per ogni città. Allora, Sì. Veramente fondamentale, sì, senza dubbio. perfetto, aumentiamo il livello del Senza terreno. dubbio. Perfetto, con questi piccoli con queste piccole parchi aderenti alle file di alberi. Perfetto, proprio in questa zona che occupano davvero poco spazio. E mettiamo anche una nuova zona. Benissimo. Devo stare anche attento che il petrolio è proprio qua. Ok. Porca miseria. Non ho tantissimo spazio, però perché ho proprio tutto il petrolio Lo ce so, l'ho con il qua. petrolio è davvero un problemone, Quindi devo perché cominciare a devi fare stare il attento petrolio. soprattutto quando termineranno le scorte di petrolio, quindi devi avere sempre un'arma pronta. Ovviamente non incentrarti solo sul petrolio. Sì, certo. Sì, assolutamente. Assolutamente. Però non è facile perché ho tanto petrolio e chiaramente non è che posso fare tantissime aree residenziali per il momento, almeno finché non finisco il petrolio, perché se no non posso più fare la centrale di petrolio, la cosa, quindi non è semplicissimo. Ho scelto una città un po' complicata, come al solito il Comendone Vabbè, è ma sarai proprio all'altezza. Tranquillo. intelligente, 37.000. Sicuro. Speriamo, dai. Pozzo di Allora, petrolifero. altra Aspetta un po', dopo 4.000 a turno. altra bene, zona questo è industriale.